Sì, Presidente, la crisi morde e sempre più persone un po' abbandonate, diciamo così, dalle istituzioni ufficiali si rivolgono altrove in cerca appunto di aiuto. Voi potete essere una valida fonte da questo punto di vista, ci spieghi appunto l'iniziativa e soprattutto i numeri anche di persone che vi stanno contattando per aiuto. Noi, visto che lo Stato applica tasse pesantissime e le impiega per gente che sinceramente credo non abbia né arte né parte, che arrivano qui senza titolo e senza documenti in regola, tra le quali appunto solo il 4% risulta avere diritto all'accoglienza, noi ci concentriamo sulle situazioni di degrado e di difficoltà per quanto riguarda la nostra nazione, perché per noi il Friuli è la nostra nazione, quindi noi ci proponiamo di aiutare le persone in casi di necessità estrema che non riescono a tirare le fine del mese. Io non ridisco quando sento queste cifre, anche perché poi alla fine non lo so se sia vero che le 1.350 euro entrano tutte quante nella tasca del minore o del padre del minore, anche perché mi risulta che vengono versate 2,50 euro, poi ci sono al giorno 2,50 euro. Quindi c'è un problema che le associazioni pseudo-umanitarie, come le chiamo io, fanno cassa e ci lucrano su questi poveri disgraziati. No, bisogna fare chiarezza perché poi i minorenni, Presidente del Parlamento, i minorenni non accompagnati vengono immediatamente affidati ai sindaci. Sono poi i comuni che pagano, sono i sindaci che devono mantenere i minorenni stranieri non accompagnati, devono loro preoccuparsi di dove li mettono. Sarà per questo allora che fanno figli solo loro? Domanda provocatoria, non lo so. Comunque io questa sera ho portato un altro caso, sempre a San Giovanni al Nertisone, di due persone che praticamente vengono sfrattate perché la casa non è idonea e il Later non riesce a trovare una soluzione. Il caso che avevo segnalato la scorsa volta, no, non è stato risolto, però qualcosa si è mosso, perlomeno l'affitto, l'assistente sociale è intervenuto, gli daranno il contributo minimo di 280 euro. Noi prossimamente faremo un conto corrente dedicato per cercare di risolvere queste situazioni, visto che lo Stato invasore. Grazie Gianni Sartosa, che siamo in par condicio, più condicio che par Cuniccio. lo dica ai suoi amici politici. Servizio clandestini, Omar Costantino.